E sulla spinta del progresso, del sapere, dell'altissimo valore umano che innerva il nostro Ateneo, dichiaro aperto l'802° anno accademico dell'Università di Padova. La formula di rito che conclude l'intervento della rettrice Daniela Mapelli ha aperto la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico numero 802 dell'Università di Padova, un evento che si rinnova negli anni e nei secoli e che è sempre occasione di riflessione grazie alla partecipazione delle più alte autorità. Il tema della giustizia è stato al centro della giornata con l'intervento del guardasigilli Carlo Nordio, che torna nell'Ateneo che lo ha laureato in giurisprudenza. Il ministro della giustizia si è concentrato sulla sfida che la tecnologia lancia alla legge. Sequestrare un telefonino non significa sequestrare le conversazioni tra Tizio e Caio, significa sequestrare una vita, dalla cartella clinica alla denuncia dei redditi. Tutte queste possono anche essere non soltanto conosciute, magari in modo illegale, ma possono addirittura essere manipolate. In tutto questo la giustizia, o meglio il legislatore, rischia di arrivare in ritardo. Ed è questo che noi dobbiamo fare come legislatori. Dobbiamo lavorare di fantasia per capire dove possono arrivare, attraverso l'evoluzione tecnologica, i comportamenti dei criminali. L'Università di Padova conta attualmente 72.530 studenti, le immatricolazioni sono sopra quota 23.000 con un aumento negli ultimi 5 anni del 17%, ma la sfida futura dell'università è quella rispetto alla denatalità, ha detto la rettrice Mapelli. È difficile assumersi la responsabilità, ma secondo me chi è alla guida ci deve pensare. La denatalità è un processo inesorabile, in questo momento noi non possiamo bloccarla. Nei prossimi 10 anni noi sappiamo che all'università, se le iscrizioni sono quelle attuali, ci saranno circa 200.000 studenti e studentesse. La rettrice ha poi parlato del divario uomo-donna da colmare soprattutto nelle discipline tecnologiche, un lungo discorso che ha visto affrontare il tema della parità di genere e all'interno dell'università il ruolo fondamentale della cultura e dell'educazione. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, gaudeamus igitur. Alla fine il momento della goliardia con la consegna della gallina e il siparietto divertente tra la rettrice e il ministro Nordio, che ha cantato il Gaudeamus Igitur, inno della goliardia e dell'Università di Padova. Ce l'ha? Questa gallina è più vivace di quella Sì, infatti. No. Vuoi provare a tenerla? No.